Ciao a tutti, siamo di nuovo in montagna. Questo weekend siamo partiti il sabato mattina perché ieri sera avevamo un impegno tutte e due e quindi abbiamo deciso di star più vicino. Siamo in zona Belluno e adesso siamo alle cascate di Cornolade. Stiamo andando al bus del Buson, che è un canyon. Direi che abbiamo trovato un bel posto per la pausa pranzo, qua sul fiume, che però ha un problema: la strada finisce qui. Per arrivare qua abbiamo attraversato questo punto e dovremo farlo in retro perché è impossibile girarsi. Per fortuna con 1 milione di manovre siamo riusciti a girarci e abbiamo attraversato i pozzangheroni più o meno senza problemi. Cascata della Soffia, e invece di andarla a vedere dall'alto, che in realtà c'eravamo già stati e sappiamo che si può andare a vedere dal basso, ma forse c'è troppa acqua e non si passa. Come non detto, la passerella è sotto l'acqua. In realtà voglio andarla a vedere, quindi il piano è questo. È gelida, fanno malissimo i piedi. Di oggi il lago di Vedana. Buongiorno, ieri sera ci siamo fermati a dormire in un parcheggio normalissimo e poco bello, perché eravamo stanchi e soprattutto perché in questa zona tutti i posti in mezzo alla natura hanno il divieto al campeggio, quindi per evitare sorprese ci siamo accontentati.
adesso proviamo ad addentrarci un po' nel canyon, a vedere dove arriviamo. Ho lasciato qua la Chiara e io provo a proseguire, ma non è proprio il massimo. Direi che mi fermo qua perché per attraversare dovrei saltare su quel sasso e andare di là, però non ho neanche le scarpe adatte, scivolo di brutto. Tornando verso casa facciamo il passo San Boldo. Questo è il lago di Revine. Questo weekend è finito, abbiamo fatto un bel giro, breve ma intenso, e si può fare sia d'estate che d'inverno. E che dire, ci siamo trattati bene, anche col mangiare, e adesso torno a casa.